I servizi di welfare per la parità di genere, quanto contano per fare davvero la differenza? Sigla. Bentornati e bentornate. Oggi è con noi Silvia Cavallarin, consigliere di parità per la città metropolitana di Venezia e coordinatrice dell'unità Veneto Welfare dell'ente strumentale Veneto Lavoro. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Prima di iniziare facciamo il punto, come sempre, con Gaia Zuccolotto, direttrice di Ultima Ora Live. Quasi 1 milione di donne al lavoro in Veneto. Ma dietro questo dato c'è un'altra storia. Più precarietà, più part-time e un divario di genere che resta ancora ampio. Negli ultimi 20 anni l'occupazione femminile è cresciuta in modo significativo. Si è passati da circa 800.000 occupate nel 2004 a 970.000 nel 2024, con un peso sul totale salito dal 40 al 44%. Un aumento che ha sostenuto la crescita complessiva dell'occupazione regionale, come evidenzia l'ultimo report dell'Osservatorio Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro. Ma questa crescita si concentra soprattutto nelle età più avanzate. Il peso delle lavoratrici over 54 è quadruplicato, passando dal 6% al 24%, mentre il tasso di occupazione in questa fascia è salito dal 15,8 al 53,4%. Anche la distribuzione nei settori resta sbilanciata, con una maggior concentrazione di donne soprattutto nel settore terziario e in quei comparti a maggiore intensità di lavoro di cura e relazionale. Nel 2024 il 27% delle donne lavorava tra pubblica amministrazione, istruzione, sanità e assistenza sociale, il 22% nel commercio, trasporti e turismo, mentre una quota analoga era impiegata nell'industria. In alcuni comparti, come il lavoro domestico e i servizi alla persona, cresce il peso delle lavoratrici straniere, più che raddoppiate da 53.000 nel 2005 a 113.000 nel 2024, passando dal 6% al 12% del totale. Aumenta anche il livello di istruzione. Tra il 2006 e il 2024 il tasso di occupazione delle donne laureate è salito dal 75 all'83,5%, ma accanto ai segnali positivi restano criticità profonde. Il part-time riguarda circa il 35% delle lavoratrici, contro il 6% degli uomini, e il 13% delle donne ha un contratto a termine. Condizioni che incidono sulla stabilità delle carriere, sulle prospettive di crescita e anche sulla sicurezza previdenziale. Il divario di generi, infatti, resta significativo. In Veneto il Gender Employment Gap è ancora intorno ai 15 punti percentuali, anche se in riduzione rispetto al passato. In questo scenario diventano centrali le politiche attive nel lavoro. Tra il 2022 e il 2025 i centri per l'impiego del Veneto hanno preso in carico oltre 240.000 donne in cerca di occupazione, con 128.000 patti di servizio attivi. La sfida ora è trasformare questi numeri in un cambiamento strutturale, aumentare la partecipazione, migliorare la qualità del lavoro e ridurre davvero il divario di genere. Non solo una questione di equità, ma una leva decisiva per la crescita e la tenuta del sistema economico regionale. Dottoressa Cavallarin, di nuovo benvenuta. Ci spiega cosa fa una consigliera di parità e cos'è Veneto Welfare innanzitutto? Allora, la consigliera di parità è un organismo del Ministero del Lavoro, la si trova o lo si trova perché può essere anche un ruolo maschile, non è solo d'appannaggio femminile, anche se da quello che mi risulta sono solo 2 i maschi in Italia che ricoprono questo ruolo, si trovano in tutte le province, in questo caso la nostra è una città metropolitana, ed è un organismo, un ufficio per utilizzare un termine più semplice, che tutela contro le discriminazioni di genere all'interno del mondo del lavoro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se si è discriminati perché mamma, perché papà, rispetto all'orario, rispetto alle mansioni, rispetto alle progressioni di carriera, ci si può rivolgere alla consigliera di parità che ti assiste
o in una conciliazione amichevole, un tavolo amichevole, oppure per il codice delle pari opportunità ti può assistere anche in giudizio. Quindi l'invito a chi ci segue oggi, che se si trova in una situazione di difficoltà, può rivolgersi alla consigliera di parità Del che proprio si territorio. riferisce al proprio territorio, e il proprio territorio come va, qual è la competenza, è la sede dell'azienda. Ok. Veneto Welfare E invece? Veneto Welfare invece è un'unità operativa, come diceva, possiamo darci del tu, Volentieri. come dicevi tu prima, che nasce dalla legge 15 2017, legislatore regionale. Con questa legge si poneva quale obiettivo? Si poneva l'obiettivo di incentivare la previdenza complementare e iniziare a sviluppare un sistema di welfare integrato. Allora, probabilmente lo affronteremo dopo con le tue domande, ma una parità di genere, che vuol dire anche una parità retributiva, la riusciamo ad avere solo se abbiamo un buon sistema di welfare. Come ti trovi a combinare questo ruolo di appunto consigliere di parità che quindi guarda i lavoratori e il ruolo invece di Veneto Welfare che guarda le aziende? Allora, bene, nel senso che come consigliere di parità svolgo questo ruolo ormai da 10 anni. Coordinatrice invece di Veneto Welfare sono 5. Diremo che come la consigliere di parità mi ha aperto effettivamente un mondo, mi ha fatto e mi fa capire da un osservatorio privilegiato quali sono le difficoltà oggi delle lavoratrici e dei lavoratori, ma non solo in termini di mamme, papà, uomini, donne, ma anche di persone portatrici di handicap, Certo. perché sempre di più sono le persone che al mio ufficio si rivolgono e che hanno un problema fisico. Avere questo osservatorio privilegiato del lavoratore fa sì che io possa capire meglio cosa deve sviluppare il L'azienda. welfare e un nuovo sistema di welfare. Noi, se noi sentiamo chi si occupa, gli accademici che si occupano della materia del welfare dicono che il primo welfare scarseggia e deve essere aiutati dal secondo welfare. Il primo welfare è quello che siamo abituati, probabilmente i nostri genitori, i nostri nonni, era quello che ci dava lo Stato. Oggi le risorse sono sempre meno e quindi sta crescendo il secondo welfare, che vuol dire il terzo settore, vuol dire le aziende e vuol dire creare un circolo virtuoso all'interno della comunità di riferimento in cui si vive. Un'azienda per essere considerata virtuosa, Veneto Welfare investe molto e sottolinea molto l'importanza del capitale umano. Quali sono un po' il minimo sindacale perché si possa considerare virtuosa un'azienda in questo senso? Allora, affinché un'azienda si possa considerare virtuosa, ovviamente deve essere molto attenta al proprio capitale umano. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è la valorizzazione dei talenti, ed è questo anche che fa sì che un giovane venga attirato da una determinata azienda. Ma i talenti li devi sapere anche mantenere, attrarre Certo. e tenere. Quindi un buon piano di welfare è quello che fa sì che il lavoratore o la lavoratrice stia con te. Cosa vuol dire un buon piano di welfare? Vuol dire che non deve essere un piano di welfare calato dall'alto, ma deve essere un piano di welfare per il quale sono stati sentiti i lavoratori e le lavoratrici. Perché se io ho un capitale umano di over 50, probabilmente il welfare che mi chiedono sarà molto più flesso su una sanità integrativa piuttosto che su un servizio di accudimento dei figli. Certo. Quindi l'attenzione è molto a ascoltare
i propri dipendenti e con loro stabilire sostanzialmente quali possono essere quei servizi che sono utili, ma per il benessere organizzativo. Oggi le ricerche ci dicono che le nuove generazioni, i 25enni, i 20enni, non guardano più solo lo stipendio, ma guardano a 360 gradi alla loro L'ambiente, persona, allo star bene e non si identificano neanche più con le classiche professioni che sono l'ingegnere, l'avvocato e l'architetto. Il Novecento è passato da un po' e noi stiamo attraversando un cambiamento importante. Poi, e chiudo rispetto a questa domanda, un welfare, un'azienda che si possa dire virtuosa, è un'azienda flessibile e non un'azienda rigida. Quindi il che vuol dire smart working, co-working, quindi questo vuol dire flessibilità, cose che magari per il nord Europa sono già vecchie e che magari in Italia arriveranno o sono arrivate con il Covid. eh sì, esatto, è stato quello un po' una svolta che ha rivoluzionato un po' il mondo del lavoro, insomma, si tratta di non perdere quello Esatto. che un poco di buono venne da quell'esperienza. Prima ho accennato al gender pay gap, che è una sfida aperta, e quindi il welfare aziendale in questo senso come può aiutare a risolvere questo sbilanciamento? Allora, welfare aziendale in questo caso, allora noi sappiamo, faccio un piccolo pregresso, no? Il gender pay gap, la disparità retributiva, i dati ci dicono che le donne mediamente tendono a guadagnare il 20% in meno rispetto ai colleghi maschi. Ma non è che se tu assumi Maria e Mario all'inizio gli paghi meno è perché il contratto collettivo che viene applicato è sostanzialmente quello, è sostanzialmente il medesimo. La differenza salariale la inizi a vedere durante la carriera, perché cosa succede? Succede che Maria avrà un figlio e che probabilmente se l'azienda non è flessibile, come dicevamo poc'anzi, Maria chiederà il part-time e quindi scenderà di salario rispetto a Mario che non chiede il part-time. Poi la disparità retributiva dove la vediamo? La vediamo nel salario accessorio. Se io nel premio di produttività lego il premio di produttività a dei criteri che tipo la permanenza delle ore in ufficio, Maria che ha il figlio e l'asilo chiude alle 4 non può rimanere come Mario fino alle 7:30 della sera. Quindi come si fa in questo caso? Uno, bisogna mettere sostanzialmente la flessibilità, quindi non lavorare più per quantificazioni, ma lavorare sostanzialmente per obiettivi. E in questo caso questo è un primo passo per far sì che ci possa essere un welfare che accompagna una parità retributiva. Se io invece rimango vincolata a un vecchio schema di lavoro, è ovvio che chi ha in cura la famiglia, che non vuol dire solo bambini, ma vuol dire anche accudimento di genitori anziani, avrà un salario inferiore rispetto a chi non ce l'ha. In questo senso molte sono le aziende che hanno scelto di fare il percorso della certificazione per la parità di Sì. genere. Cosa comporta e quanto può fare la differenza? Allora, la certificazione della parità di genere viene introdotta, se non erro, nel 2021, nel 2022, non mi ricordo più Sì, è esattamente comunque la data. recente. E legge Gribaudo andava a modificare il codice delle pari opportunità e faceva che cosa? Andava a modificare la soglia delle aziende obbligate a compilare il rapporto sull'occupazione maschile e femminile. Il codice delle pari opportunità prevede la compilazione di questo rapporto ogni 2 anni e era previsto prima della modifica solo per le aziende dai 100 dipendenti in su. Legge Gribaudo modifica e abbassa la soglia, quindi chi ha 50 dipendenti è tenuto a compilare questo rapporto. Poi la legge Gribaudo come modifica? Al rapporto
che è prettamente di numeri, ci dicono quanti maschi, quanti femmine, quanti dirigenti, quanti quadri, qual è la retribuzione, aggiunge una nuova sezione e questa nuova sezione dà una fotografia un po' delle aziende. Hai servizi di conciliazione vita-lavoro, metti in pratica la flessibilità, hai una policy aziendale del diversity management e questo riesce a dare un po' la fotografia dell'azienda. Contestualmente veniva inserita la certificazione parità di genere, che è ancora prassi, non è ancora una normativa, quindi vedremo come verrà recepita. Non mi ricordo più la domanda. Come la parità di genere, come la certificazione di Ok, parità di genere sì. aiuta le aziende e cosa cambia? Allora, siccome c'è uno zoccolo duro, che è quello dello stereotipo, dove effettivamente ci si incastra nello stereotipo quando si vede la donna segretaria e l'uomo manager, la certificazione di parità, quindi il legislatore che interviene con una certificazione effettivamente è di aiuto a scardinare gli stereotipi, perché effettivamente un'azienda può essere certificata sulla parità di genere solo se effettivamente fa tutto un cammino con chi rilascia la certificazione che dimostra che l'azienda investe su la valorizzazione dell'occupazione sia maschile che femminile, investe sulle politiche del diversity management, investe sulle politiche della flessibilità, investe sulle politiche della conciliazione vita-lavoro. Dovrebbe essere il risultato tra 50 anni? Che non abbiamo più bisogno di una certificazione di genere perché lo stereotipo che deriva dal greco, che vuol dire l'impronta di un zoccolo duro cementificata, vuol dire che non c'è più. Quindi lo strumento serve per abbattere effettivamente uno stereotipo che c'è. Quando noi pensiamo a un ingegnere, pensiamo a un maschio, ma difficilmente pensiamo a una femmina. Quando pensiamo al maestro, pensiamo che sia una femmina e che non sia un maschio. All'interno delle aziende magari nuove generazioni no, il manager si pensa sempre che sia un uomo, il direttore si pensa sempre che sia un uomo, ma può essere anche una donna. Certo. Le certificazioni, queste, come dire, insistenti legislative, ti aiutano, ti traghettano Accompagnano verso le buone prassi. Esatto. Benissimo. È il momento della nostra testimonianza di questa settimana. Ricordo che potete scriverci sulla mail pariodispari@ultimoralive.it oppure scriverci su WhatsApp al numero 388 627 3431. Ecco il racconto. Lavoro da anni e mi rendo conto che senza un vero welfare è difficile parlare di pari opportunità. Tra orari complicati, figli, genitori da seguire e zero flessibilità, spesso noi donne ci ritroviamo a dover scegliere cosa sacrificare. Non dovrebbe essere così, chiedo solo servizi che funzionino, orari più umani, supporto per chi ha carichi di cura. Non privilegi, ma condizioni che permettano a tutte di lavorare e crescere davvero, perché il talento c'è, manca solo un sistema che lo sostenga. Ecco, noi scegliamo non a caso ogni settimana una testimonianza che sia in linea con la nostra intervista, però questa è proprio capita a fagiolo, come si suol dire, insomma. È vero. Come la commentiamo? È vero. L'Italia ha una nota, il welfare delle famiglie, delle giovani coppie italiane sono i nonni che aiutano le giovani coppie nell'accudimento dei figli. Ma qual è la questione anche? Che molte volte i nonni non sono ancora in pensione, perché se hanno 58-60 anni non sono ancora in pensione, quindi non possono aiutare. E la spesa dell'asilo nido è una spesa molto importante, per quanto il governo abbia messo dei bonus e viene incontro alle giovani coppie, ma effettivamente le spese sono ancora molte. E gli orari degli asili nido, ed è torno al concetto che dicevamo all'inizio della nostra intervista, no? La flessibilità. Certo.
chiudono alle 4:30, ma se sei madre o padre non vuoi lasciare tuo figlio fino alle 8, fino alle 9, perché comunque vuoi stare con tuo figlio. Io credo che quello che bisogna fare per rispondere a questa lavoratrice, che vada valorizzata la maternità e la paternità all'interno delle aziende, perché credo che una persona che riesce ad organizzare la propria vita lavorativa, la propria vita familiare e farla coincidere con la vita lavorativa, sia una persona che ha una buona organizzazione, e la madre e il padre che hanno figli probabilmente hanno anche una buona empatia, e per creare un buon clima lavorativo, un buon team lavorativo, serve empatia. Quindi quelle caratteristiche delle mamme e dei papà vanno valorizzate all'interno dell'azienda. Non bisogna vedere la mamma con 3 figli come un peso. Molte volte come consigliera di parità queste cose le ho sentite, mi sono state raccontate. Ah, non verrò più al lavoro dopo il secondo figlio perché incinta, chissà come mi caccerà sempre la malattia e quant'altro. No, la maternità e la paternità sono un valore. Un valore è come la chiamano quelli che gli psicologi delle risorse umane. Sono le competenze, Soft skill. esatto, soft skill o competenze trasversali. Quindi credo che bisogna veramente fare un cambio di mentalità. Noi ci siamo, nel cambio di mentalità, però bisogna continuare sempre di più, e questo un po' può essere anche il ruolo di Veneto Welfare, accompagnare le aziende a valorizzare le proprie risorse, a fare piani di welfare aziendale. E quando parlo di piani di welfare aziendale intendo anche un'economia circolare, nel senso l'azienda si guarda a quello che c'è intorno, e il premio di produttività che si può convertire in welfare lo converti nell'economia locale che hai intorno, e questo viene sostanzialmente chiamato welfare a chilometro zero. Prima parlavamo di mariti, quindi non solo mamme, ma è giusto così, noi ci teniamo molto a far capire che è una questione appunto di pari opportunità sotto tutti gli aspetti, non di uno necessariamente privilegiato rispetto agli altri, però c'è il tema dei congedi che è venuto fuori prepotentemente nei mesi scorsi, cioè si danno gli strumenti anche per fare in modo che i padri possano beneficiare, però non vengono, come dire, non trovano un terreno fertile. Ecco. I padri non prendono questi pochi giorni, esatto. questi pochi giorni di congedo, comunque non li prendono. Allora, torniamo a quello che abbiamo già detto prima, è comunque sostanzialmente sempre uno stereotipo, che l'accudimento del figlio sia sostanzialmente all'appannaggio esclusivamente della mamma. Credo però che nelle giovani generazioni sostanzialmente stia un po' cambiando questo, ma trasmissioni come queste, come Pari o Dispari, servano proprio per incidere nel cambiamento. Non mi ricordo più, mi perdoneranno chi ci sta ascoltando, credo che i giorni di congedo siano 8, siano stati portati da 3 a 8. Giovani mamme con cui mi sono raffrontata, e anche i giovani papà, dicono comunque che siano pochi, perché effettivamente se noi pensiamo al parto, all'arrivo del bambino a casa, alla madre che ha bisogno un po' di riposarsi perché il bambino non dorme, perché non è che tu lo porti a casa, è una bambola lì e dorme e sta tranquillo, la mamma comunque ha appena passato una difficoltà, sono pochi questi giorni. Certo. E è un libro, non mi ricordo più il nome, ma una giornalista che si occupa, Rita Querdè, che si occupa di queste tematiche, lavoro, donne, in una sua ultima pubblicazione dice alle donne quando dichiarano di essere incinta, dopo che è nato il figlio, si offre un contratto part-time, ai papà si offre un aumento di retribuzione.
Un bello squilibrio. Un bello Perché squilibrio. effettivamente siamo sempre, ancora dobbiamo fare quel cambiamento di mentalità in cui la cura della famiglia deve essere al 50%, cioè tutta quella fetta di lavoro sommerso che è la donna quando va a casa, non lavora solo in ufficio, ma ha tutto il lavoro di cura della casa che non è A volte retribuito. sembra che il lavoro vero venga dopo, quando rientri dal Non lavoro. vi è retribuito, ma sta sempre in capo alla donna, perciò è difficile. Quindi la progressione di carriera, il figlio, la gestione della casa. Piano piano bisogna, secondo me, siamo nella via giusta del cambiamento, però È un cambiamento lungo. non siamo ancora nel pieno cambiamento. E il problema, e ci avviamo a conclusione, che poi questo rapporto lavorativo delle donne che viene penalizzato comporta anche un aspetto previdenziale, e quindi un danno a lungo termine rispetto alla stabilità e la sicurezza economica di una famiglia e di una donna, qualora poi decidesse per altre ragioni di non fare più, come dire, affidamento anche sul marito. Allora, ti ringrazio per la domanda, perché questo oggi è un tema molto cruciale e molto importante. Mm, una carriera discontinua che la interrompi per via della maternità, la scelta in diverse fasi della vita del part-time dà sostanzialmente una pensione inferiore rispetto a quella dei maschi. Allora, i dati dell'INPS ci dicono che una donna mediamente di pensione percepisce 1050 euro contro i 1500-1600 euro percepiti dai maschi. Qual è la cosa? Se noi andiamo a vedere i dati della demografia, gli uomini a 82 anni mediamente lasciano, lasciano questo mondo, l'aspettativa di vita delle donne è molto superiore e passa addirittura ai 90 anni, con delle pensioni molto misere. Parliamo appunto di 1000 euro, parliamo di 900 euro, tu arrivi a portare a casa un assegno di 800-900 euro e abbiamo un problema di donne effettivamente in povertà. Quindi l'invito è oggi a chi entra, le donne, le ragazze che entrano nel mondo del lavoro, uno a fare delle scelte oculate e non dire vabbè, esco un po' dal mercato del lavoro finché il figlio è grande, perché poi il mercato del lavoro cambia e non sempre magari subito riesci ad entrarci. Due è di non pensare che la pensione sia un qualcosa di distante, ma di guardare alla pensione complementare, alla previdenza complementare. Oggi, tra l'altro, fine anno siamo freschi dalla legge di bilancio che ha introdotto appunto delle misure più importanti per incentivare la previdenza complementare, quindi pensare oggi, pianificare oggi per poi avere una vecchiaia più serena. E non possiamo dire più, e concludo, ma chissà se ci arriverò, perché i dati della medicina e della demografia Prima o poi ci ci arriveremo. dicono che chi oggi a 20 anni ha una speranza di vita che supera di molto gli 85 anni, quindi non è se ci arriverò, ci arrivi e devi arrivarci bene, con una qualità di vita, buona. E ciò di cui non ti curi oggi, poi te la ritrovi domani. Prima di lasciarci, una domanda che facciamo sempre a tutti, conclusiva, è perché la parità di genere ci riguarda tutti, appunto non solo le donne, come dicevamo prima. Perché è una battaglia di civiltà. Riguarda uomini, riguarda donne. Come dire, dicono che se le donne fossero più al lavoro il PIL dell'Italia aumenterebbe. Quindi è una battaglia di tutti, è una battaglia che devono portare avanti sia i maschi che le femmine.
È il momento, prima di salutarci, delle buone pratiche nel servizio di Giulia Mazzariol. Il divario salariale in Europa resta una delle disuguaglianze più radicate, con valori ancora troppo elevati nonostante anni di politiche correttive. Parlare di salario adeguato e parità di genere significa misurare la qualità democratica ed economica di un paese. Tema al centro del convegno, svoltosi lo scorso 22 aprile a Padova. Credo che oggi la trasparenza retributiva sia ovviamente un argomento fondamentale da discutere e da mettere a terra proprio per contrastare quei gap di genere che ancora persistono nelle retribuzioni al femminile in particolar modo. A livello nazionale i dati ci dicono che si parla circa del 10% delle differenze retributive tra uomini e donne a seconda dei settori occupazionali. È un tema che è forse un po' per addetti ai lavori, ma che in realtà ha delle ripercussioni molto tangibili per le persone che lavorano nel tessuto produttivo nazionale ma anche europeo. Le analisi più recenti mostrano come il gender pay gap derivi anche da fattori strutturali, dal soffitto di cristallo alla distribuzione del lavoro di cura. Al centro dei lavori le novità della direttiva europea 970 del 2023, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 7 giugno. Questo recepimento ci porterà a nuovi strumenti per comprendere e soprattutto per rendere visibile ciò che è stato invisibile fino ad oggi, e ci auguriamo che invece questi nuovi strumenti ci permettano di poter costruire nuovi percorsi di politiche inclusive anche nel mondo del lavoro. Io ringrazio davvero molto Silvia Cavallarin, consigliere di parità della Città Metropolitana di Venezia e coordinatrice dell'unità Veneto Welfare dell'ente strumentale Veneto Lavoro, per essere stata con noi. E a voi appuntamento alla prossima puntata, grazie.